Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio spiegare un aspetto legato ai circuiti radionici e ovviamente alla loro attivazione. Esistono diversi metodi per l'attivazione, principalmente sono due, un metodo mentale e un metodo radiestesico, cioè con l'uso del pendolino. Perché è necessario attivarli oppure se possiamo fare a meno di questa operazione? La risposta è certamente possiamo anche fare a meno di questa operazione poiché il circuito emana a prescindere onde di forma e nel momento in cui viene inserito un testimone all'interno del circuito, le onde di forma vengono convogliate proprio sul testimone. È stato infatti sviluppato già per questo, cioè per potersi imprimere a livello vibratorio sul testimone. Dunque, qual è lo scopo dell'attivazione? L'attivazione viene fatta per convogliare in modo più deciso non solo l'influsso delle onde di forma sulla scia vibratoria del testimone, ma anche per associare un eventuale altro programma mentale che può essere addizionato all'operazione. Questo appunto nel caso in cui venga posto questo intento e venga insomma in qualche modo convogliato dall'operatore. Esiste, come ho detto, anche l'attivazione con il pendolino, che è un'attivazione radiestesica. Ovviamente l'attivazione radiestesica viene fatta imprimendo una rotazione oraria sopra il circuito all'interno del quale è stato posizionato il testimone. Vediamo adesso perché questa rotazione e qual è il risultato che porta. È possibile, come ho detto, che la cosa vada anche da sola, perché come ripeto, le onde di forma si propagano comunque, solo che non direzionate. Chiaramente nel momento in cui si pone un circuito su una superficie e dunque non è coperto sulla parte superiore, ecco che il circuito emana onde di forma nello spazio circostante, così alla stregua di come tutti gli oggetti che abbiamo intorno hanno la loro onda vibratoria. Cosa fa il pendolino ruotando sul circuito? Crea un vortice. Crea un vortice. Allora, se noi facciamo un esperimento con l'uso di due bottiglie, dove in una metteremo del liquido, l'acqua per esempio, e l'altra la posizioneremo a clessidra, perciò diciamo cavità contro cavità, e dovessimo fermare insomma con del nastro adesivo isolante, potremmo fare questo esperimento, e cioè capovolgere una bottiglia, cioè capovolgerla in modo che quella contenente il liquido salga su e imprimere un movimento. Imprimendo questo movimento si creerà un vortice a spirale che inizialmente sarà superficiale, ma più energia noi porremo, più la spirale sarà discendente e a quel punto sarà come vedere una tromba d'aria, che in realtà in questo caso è appunto la spirale che si crea nell'acqua, che spinge appunto verso il basso, verso la parte ricevente, e man mano che scende il liquido lei si apre, mentre prima è a cono stretto. Ecco. Perché ho portato questo esempio? Perché è un esempio visibile in un elemento solido che è tangibile e visibile, perciò è concretamente verificabile, ma ripropone la stessa cosa che viene
effettuata quando noi muoviamo nell'astrale, nell'aria, cioè quando noi imprimiamo quel movimento otteniamo in un certo senso la stessa cosa che otteniamo appunto agitando la bottiglia contenente il liquido. Creiamo questo vortice e questo vortice va verso la parte che raccoglie, che in questo caso è il testimone e il circuito. Questo vortice noi sappiamo osservando insomma e dalla scienza, osservando il moto dell'universo, sappiamo appunto che ha un moto rotatorio a spirale. E dunque, a maggior ragione, noi stiamo caricando di una spinta molto importante il nostro circuito. Cosa stiamo facendo dunque, oltre a dare una spinta creativa al nostro circuito e convogliando e dirigendo tutta la sua forza sul testimone? Noi stiamo anche mescolando insieme due ingredienti, cioè noi mescoliamo le onde di forma prodotte dal nostro circuito con la scia energetica del nostro testimone. È come mescolare caffè e latte, cioè il caffè e il latte a un certo punto diventa caffè e latte. In questo modo noi uniamo le due energie e gli diamo una spinta creativa. Questo è il senso dell'attivazione di un circuito. Non significa che nel tempo due liquidi non si mescolino anche da soli, perché mettendoli insieme comunque il latte si colora del caffè e il caffè si schiarisce con latte, cioè comunque di suo la cosa va, ma se noi mescoliamo facciamo molto prima. È un po' questo il senso. Non significa comunque che otterremo prima i risultati, significa perché comunque esistono molti fattori su cui il circuito, una volta azionato, deve lavorare, ma significa comunque che noi gli daremo una spinta molto più intensa di quella che avrebbe senza l'attivazione. L'ultima cosa, è importante a livello simbolico compiere almeno 21 giri di pendolino in senso orario. Questi 21 giri hanno una ragione esoterica che è nella moltiplicazione del numero 7 con il numero 3. Vi rimando però ad altre condivisioni per il significato simbolico di questi numeri. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!